Amici, buongiorno, siamo quasi arrivati alla fine settimana. Oggi 12 febbraio 2021, venerdì. Notizie naturalmente dell'ultima ora, notizie prese dal web e dalla carta stampata. Andiamo subito alle notizie. Dal Corriere del Veneto, Padova e Rovigo, in prima pagina: vaccini, contromossa di Pfizer. La multinazionale: diteci quanti sieri vi servono. E sulla trattativa della regione, Bruxelles dice solo extra UE. Sci, Veneto e Trentino, riapriamo il 17 febbraio. Gazzettino, diamo anche la notizia a livello nazionale: c'è il sì del Movimento 5 Stelle, oggi Draghi sale il Quirinale. Andiamo alla pagina di Rovigo: vaccinazioni in prima pagina, chiamata per 1400, convocati da lunedì i polesani della classe 41 nei centri di Rovigo, Adria e Trecenta. Previste 260 persone al giorno, appunto per i vaccini. In corso l'allestimento dei padiglioni con spazi d'attesa, mini ambulatori per diagnosi e verifica di eventuali effetti. Tutto pronto per i vaccini, ma le dosi sono ancora poche. Allestiti i padiglioni per effettuare le somministrazioni al Censer, al Porto di Adria e al San Luca di Trecenta. Una bella iniziativa da McDonald's: ogni sabato 50 pasti caldi ai più bisognosi. L'iniziativa viene attuata in collaborazione con le associazioni San Vincenzo de Paoli e Porta Amica. La distribuzione degli alimenti avviene in modalità protetta attraverso una finestra. Economia, Polesine: la ripartenza sale sul treno della ZLS. L'assessore regionale Marcato: entro aprile sarà pronto il piano strategico. Turismo sostenibile e agroalimentare, i settori che creano le maggiori attese. Ricordiamo che la ZLS è zona logistica semplificata ed è una grande opportunità per il nostro territorio, in particolar modo il territorio Sinistra Po, da Polesella a Melara. Ne abbiamo parlato anche ieri. Maxi plateatici, quindi l'opportunità di allargare i plateatici sul suolo pubblico. Per la gratuità il comune attende l'ok del governo. Il sindaco Gaffeo conta di poter riproporre agli esercenti cittadini la possibilità di aumentare senza spese gli spazi per sedie e tavolini. Taglio di Po, Delta: lavori al Palavigor, via all'ultimo atto. L'assessore Marangoni: abbiamo approvato il progetto per il rifacimento del campo da gioco in 5 mesi. L'impianto danneggiato dalla tromba d'aria dell'agosto del 2017 riaprirà ricostruito e migliorato a settembre. La nuova scintilla: taglio di Po, l'assessore Davide Marangoni presenta il bilancio urbanistico 2020. L'ufficio tecnico di professionisti incaricati hanno portato a termine con un lavoro complesso e reso ancora più difficile dalla pandemia. La pianificazione generale ha visto la creazione di un nuovo impianto normativo tecnico e la costruzione di un nuovo regolamento edilizio. Rosolina: il canone unico patrimoniale rinviato, si pagano ancora le vecchie imposte. Salara: rifiuti gettati, plastic free, bonifica. I volontari sono stati ringraziati dal sindaco Ghiotti. Plastic free sempre più una realtà importante. Fiesson-Bertiano: divisi dalla multa dal bar, il sindaco lascia. Improvvise dimissioni di Sonia Bianchini. Il controllo per il rispetto delle norme anti-Covid, sollecitato dalla sindaca, contestato dai suoi stessi assessori e consiglieri. Stessa maggioranza non aveva condiviso la sanzione amministrativa elevata a carico del bar Tu, Noi e le Stelle per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Calcio: il Delta finalmente in campo dopo 53 giorni, arrivano 3 rinforzi, domenica giocherà a Feltre. Sono stati acquistati Bussetto, Strada e Maestrello. Per quanto riguarda le 8 gare da recuperare per il Delta, bisogna attendere la programmazione che Lega e Delta stanno mettendo in piedi. Countdown: il 5 marzo si riaprono le porte di molte attività. Una domanda: ma le sale giochi come si dovranno comportare? Infatti le sale giochi sono chiuse da oltre 200 giorni. I rappresentanti del settore continuano a domandare allo Stato una velocizzazione delle riaperture. Meteo: vento forte fino a sabato, emesso un avviso di criticità. Sarà avvertito maggiormente lungo le zone costiere della provincia di Rovigo e durerà fino a sabato 13 febbraio. Venti persistenti di Bora, tesi e a tratti forti. Per oggi è tutto, grazie naturalmente di tutti gli ascolti che ci date e l'affetto che ci dimostrate, e come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao!